persone tra pubblici funzionari, imprenditori e liberi professionisti sono agli arresti domiciliari per reati contro la pubblica amministrazione. L'operazione, svoltasi all'alba, ha visto in azione i carabinieri del nucleo investigativo di Venezia. Un'indagine lunga e complessa iniziata nel 2019 dopo la denuncia del proprietario di un terreno, contattato dai pubblici amministratori che gli avrebbero proposto il cambio di destinazione d'uso per renderlo edificabile, pagando una tangente, al fine di realizzare una RSA a Santa Maria di Sala. Gli accorgimenti che venivano utilizzati erano quello di privilegiare incontri all'esterno. Infatti proprio il primo episodio, quello di cui siamo venuti a conoscenza, l'incontro è stato propiziato in un bar dove per l'appunto è stata fatta la richiesta di questa somma non dovuta, definita appunto un delta da corrispondere in nero. Visto il rifiuto dell'imprenditore con conseguente segnalazione ai carabinieri, i pubblici ufficiali si sono rivolti ad altri proprietari di terreni per far diventare edificabile un altro lotto comunale. Il progetto infine è naufragato per la mancanza dell'ok da parte della conferenza dei sindaci dell'area e dell'Ustre Serenissima estranei alla vicenda. Il Consiglio dei Ministri ha approvato tra gli applausi il disegno di legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata, primo punto all'ordine del giorno della riunione dell'esecutivo e ora pronto a essere sottoposto all'esame della conferenza Stato-Regioni. Solo poche ore prima del voto il presidente del Veneto Luca Zaia aveva salutato con queste parole un passaggio considerato storico. È finito il primo giorno di scuola, ma sarà un crescendo poi verso la modernità e anche per dar corso a quello che prevedevano già i padri costituenti nella Costituzione repubblicana del 48, non parlo poi del titolo quinto del 2001. Direi che è una scelta di modernità, di responsabilità e non è assolutamente l'affamare le regioni del sud, dividere l'Italia. Lasceremo dichiarazioni la prossima volta, c'è stato rinvio a giudizio, il processo ci darà l'occasione e l'opportunità di spiegare ancora meglio questa vicenda. Grazie. Quando sarà fissata la pubblicazione nel prossimo? Poche parole per bocca del suo legale, un leggero sorriso sul volto del microbiologo trevigiano Roberto Rigoli al termine dell'udienza preliminare che lo ha rinviato a giudizio assieme alla vicentina Patrizia Simionato, ex direttore generale di Azienda Zero, nell'ambito dell'inchiesta sui tamponi rapidi usati dalla Regione Veneto nel tracciamento dei contagi Covid nelle fasi più acute della pandemia. Oggi Simionato era assente in aula e per lei ha parlato il suo difensore. Si va a dibattimento su tutti i capi di imputazione per entrambi gli imputati. L'udienza è fissata per il 22 febbraio del prossimo anno qui al Tribunale di Padova. Andranno entrambi a processo per falsità ideologica in atti pubblici commessa da pubblico ufficiale e turbativa nel procedimento di scelta del contraente. Rigoli è accusato anche di depistaggio. L'indagine era partita nel novembre del 2020 dopo un esposto fatto alla Guardia di Finanza dal professor Andrea Crisanti, direttore della microbiologia di Padova. Allora, sono stati ritrovati entrambi a una decina di metri a valle di dove avevamo ritrovato l'autovettura e il poliziotto ancora tratteneva l'anziano, l'aveva proprio preso come è previsto prendere per soccorrere una persona, non l'ha mollato. È un'immagine straziante quella che si sono trovati davanti i soccorritori che hanno appena ritrovato i corpi senza vita di Valerio Buoso e Domenico Zorzino e racconta gli ultimi istanti di una tragedia immensa che ha stravolto il piccolo comune della Bassa Padovana. Il poliziotto è morto nel disperato tentativo di riportare a riva l'anziano vicino di casa. Era riuscito ad estrarlo dall'abitacolo, ma le fredde acque del Gorzone non hanno lasciato scampo ad entrambi. 3, 2, 1, via. Olè. Alle 18 stasera qui funziona, è tutto aperto, giusto? Bisogna passare almeno 2 o 3 volte. L'ultimo tratto della Pedemontana nella Marca Trevigiana è completato. Il presidente del Veneto Luca Zaia e il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini hanno inaugurato l'innesto in A27, il nuovo casello di Spresiano Villorba. È un pezzo veramente importante perché al di là del traffico interno, l'interconnessione con l'autostrada permette di incentivare il traffico di attraversamento
attraversamento, che può scegliere di passare per Pedemontana anziché fare il tracciato sotto quello della A4. Sesta apertura quella di Spresiano, ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia. Dall'inizio il traffico si è triplicato con una punta di oltre 33.000 veicoli registrata nella giornata del 10 marzo. Mamme, papà, tanti bambini. Si è colorato del fucsia, simbolo delle famiglie arcobaleno all'Iston davanti al comune di Padova, un presidio per chiedere di essere riconosciuti come famiglia. Valentina e Daniela hanno una bambina di 11 mesi, vivono nel Vicentino, ma la loro figlia è stata iscritta all'anagrafe a Padova. È una dei 33 figli di coppie formate da 2 mamme che attendono la decisione della procura. Abbiamo trascritto il suo atto di nascita insieme qui a Padova. E lei è una purtroppo di 33 bambini e bambine che sono a rischio di veder stralciata la propria identità. Figli piccoli, ragazzi ormai quasi maggiorenni come Elisabetta, padovana, in piazza con il figlio Leonardo. È giusto stare accanto a chi invece ha bambini piccoli, bambini che è giusto che abbiano i propri diritti da famiglia. Il nuovo sindaco di Vicenza fa il suo primo ingresso ufficiale a Palazzo Trissino. Giacomo Possamai sale lo scalone d'onore che lo porta nella storica Sala Stucchi, dove riceve la fascia di sindaco. Applausi, momenti intensi per il nuovo sindaco, emozionato. Sono molto emozionato, ma d'altronde chi non sarebbe emozionato di poter fare il sindaco della propria città, e quindi insomma oggi c'è l'emozione, con emozione però incominciamo questa esperienza. Inizia con una photo opportunity a favore di Flash, la giornata più lunga per la Lega Veneta. Allo Sheraton di Padova i visi di Alberto Stefani e Franco Manzato sono tirati. Chiuse le polemiche, si aprono le urne poco dopo le 9 del mattino, una per il segretario, l'altra per il consiglio direttivo. Ci sono i delegati dei militanti e i principali rappresentanti istituzionali. È il momento del rendezvous politico, l'incontro e lo scontro tra le anime del partito, sospeso tra ortodossia salviniana e Liga delle Origini. Dove non arrivano le parole è tutta questione di prossemica. La vicinanza tra Stefani e Massimo Bitonci, poi Andrea Ostellari, non è casuale, così come l'arrivo di Fabrizio Boron, espulso da Via Bellerio a meno di 24 ore dal congresso. Occhiali scuri, abbraccia la passionaria Wanda Pellizzari. Sono venuto a trovare degli amici, dice. Zaia e Manzato hanno citato varie volte la Liga. Stefani magari parla un po' più di Lega, c'è una differenza. Probabilmente è arrivato più tardi. E viene proclamato eletto segretario della Liga Veneta Lega Salvini Premier Alberto Stefani con 288 voti. Lavoreremo tutti i giorni, l'ho promesso nel mio intervento al congressuale, quello che conta è essere soprattutto presenti. Questo è quello che io voglio fare, l'ho detto oggi, l'ho promesso. Cosa c'era ieri? Un scenario incidentale abbastanza evidente, come potete notare. Una cosa molto toccante, veramente, con un bambino così piccolo. Personalmente non era mai successo nella mia carriera. Fabio è stato tra i primi soccorritori a giungere in via Udine ieri pomeriggio. Da 10 anni è vigile del fuoco a Santo Stefano di Cadore e mai prima d'ora gli era capitato un intervento così difficile umanamente e professionalmente. Questa mattina con suo figlio ha deposto un fiore nel luogo in cui i corpi delle vittime sono stati sbalzati. Il messaggio di cordoglio dell'amministrazione comunale di Santo Stefano di Cadore. Mazzi di fiori, orsetti, una pietà di Michelangelo qui nel luogo in cui ieri è accaduta la strage, in cui hanno perso la vita 3 persone, un bambino di 2 anni, il suo papà e la nonna. Questa mattina
Sin dalle prime ore è iniziato un mesto pellegrinaggio. Santo Stefano è una comunità sotto shock, nessuno si capacita di come sia potuta accadere una simile tragedia, ma i retroscena che emergono di ora in ora sull'automobilista bavarese di Deggendorf, Angelica Utter, fanno accapponare la pelle. La giovane donna era stata fermata e denunciata qualche giorno fa a Bolzano perché trovata in possesso di oggetti atti ad offendere. La 31enne agli inquirenti non ha mostrato alcun segno di pentimento né di rimorso per le 3 vite spezzate. Sono le 21:30 di mercoledì quando un boato terribile terrorizza chi vive lungo la strada 307 del Santo. A esplodere, il rimbombo avvertito a decine di metri di distanza, uno dei 2 autovelox della Discordia, quello posto da fine giugno sui limiti dei 50 all'ora all'intersezione con via Donizetti. Un grosso petardo, quello fatto saltare ieri sera secondo le prime ipotesi di vigili del fuoco e carabinieri giunti sul posto. Sono ancora visibili i danni causati dallo scoppio. Sull'asfalto, come vedete, c'è questa breccia alla base dell'autovelox. L'esplosione ha poi danneggiato anche l'antenna sovrastante, quindi la telecamera non è in funzione, come tutta l'apparecchiatura che in questo momento è spenta. Tanta la paura dei residenti, tanta la rabbia dei 40.000 multati dai 2 apparecchi in funzione da fine giugno. Molte le persone che di queste multe stanno facendo una collezione, tanti quelli che hanno perso in un mese tutti i punti della patente. Trascorso la prima notte tranquilla, accolti nella palestra comunale di Feriole, che nei giorni scorsi era stata allestita con brandine e tavoli. Profughi arrivati ieri sera in pullman a Selvazzano dopo un viaggio di 20 ore da Agrigento. 34, tutti uomini, hanno tra i 20 e i 50 anni. Dopo essere stati sottoposti a tamponi e visite mediche per accertare il loro stato di salute, 2 di loro, duramente privati dal viaggio, sono stati curati in pronto soccorso e uno è rimasto ricoverato. Con loro ci sono i volontari della Croce Rossa e i responsabili della cooperativa Orizzonti, che si stanno occupando di gestire l'accoglienza. Sono le 19:38 e 28 secondi del 3 ottobre. Eccole le immagini shock registrate dalle telecamere che immortalano il momento dell'incidente lungo Rampa Rizzardi a Mestre. Si vede l'autobus bianco condotto da Alberto Rizzotto procedere. Poi oltrepassa un pullman che sta correndo nella corsia alla sua sinistra. Scompare per un attimo, per poi riapparire e precipitare da un'altezza di circa 10 metri. Poi le fiamme. Tutto in pochissimo tempo. Immagini che lasciano senza parole. 21 deceduti, tra cui 2 minorenni non ancora identificati, ma riteniamo che siano davvero minorenni, e tra questi 7 sono stati identificati, 5 ucraini, un italiano che è l'autista, un tedesco, e quindi 7 al momento identificati. Mentre per quanto riguarda i feriti sono 15, 4 ucraini, un tedesco, un francese, un croato, 2 spagnoli, 2 austriaci. Su 15, 11 sono stati identificati e 4 da identificare. Un bilancio drammatico, quello riferito dal prefetto all'indomani della tragedia, in cui però si è salvato un neonato. Una scena definita apocalittica dallo stesso prefetto, così come dal sindaco Brugnaro. Mentre le indagini proseguono e mano a mano si delineano dei punti fermi. Ci sono dei punti che sono sufficientemente fermi. Il primo punto fermo è che non ci sarebbe stato nessun contatto tra il pullman che è caduto ed altri mezzi, questo è il primo punto. Il secondo punto fermo è che risultano delle tracce di contatto tra il mezzo e il guardrail circa 50 metri prima della fuoriuscita, con un appoggio sostanzialmente e poi con una fuoriuscita. Questi sono i punti centrali. L'autobus è stato sequestrato in attesa di consulenze che possano certificarne le condizioni, così come quelle delle batterie al litio. Il bus è stato trasportato in una zona sicura, ampia, dove mano a mano viene continuamente raffreddato per evitare la ripresa delle fiamme. Riflettiamo. La frana, la sparizione nel nulla di un ambiente, di un territorio, di tante persone.
la cancellazione della vita. Sono tormenti che tuttora, 60 anni dopo, turbano e interrogano le coscienze. Va diritto al punto Sergio Mattarella oggi al cimitero monumentale delle vittime del Vajont e alla diga per la commemorazione istituzionale dell'Olocausto che si compì la notte del 9 ottobre di 60 anni fa. La prima volta di un Presidente della Repubblica nel territorio di Ertocasso, dove nel 1957 iniziò la costruzione della diga voluta nel posto sbagliato per meri interessi economici. Il capo dello Stato è visibilmente commosso. Prima di accedere alla tensostruttura dove sono assiepate le massime cariche istituzionali, viene accompagnato sul coronamento della diga. Lo sguardo nel canyon del Vajont, in fondo Longarone. La tragedia che qui si è consumata reca il peso di gravi responsabilità umane, di scelte che venivano denunziate da parte di persone attente anche prima che avvenisse il disastro. Assicurare una cornice di sicurezza alla nostra comunità significa sapere apprendere la lezione dei fatti e saper fare passi avanti. È finita come si poteva immaginare, non da ieri ma da almeno un anno, quando l'aumento del costo delle materie prime e le tempistiche facevano tremare le vene e i polsi. Cortina non sarà la sede delle Olimpiadi invernali per le gare di bob, slittino e skeleton. L'annuncio che da giorni si attendeva è arrivato stamattina dall'altra parte del mondo. Dall'India il presidente del CONI Giovanni Malagò a Mumbai per la sessione del CIO ha riferito di aver avuto la comunicazione ufficiale dal governo. Meloni e C non intendono proseguire con il progetto per la costruzione dello sliding center a Cortina. Le motivazioni ufficiali della sentenza ferale per Cortina, il Veneto e il sistema paese, come nella migliore tradizione giuridica, non sono ancora state rese note. Quel che si sa è che la decisione è stata condivisa dal CIO, che per bocca dello stesso suo numero 1, Thomas Bach, non ha mai fatto mistero sui dubbi relativi alla sostenibilità dell'opera. Ed era da tempo chiaro a tutti che lanciarsi nella costruzione della nuova Eugenio Monti sarebbe stata una missione impossibile. Tra ritardi e costi clamorosi naufraga nel peggiore dei modi il sogno del bob olimpico. Voglio ricordare che le opere del 2010 che ho messo in cantiere allora, che cubano più di 2 miliardi di euro poi di attività fatte, ci hanno permesso di essere operativi. Caldogno, Montebello, Muson dei Sassi, i bacini di laminazione hanno funzionato e alleggerito la pressione nei fiumi durante la piena, rivelandosi determinanti nell'evitare conseguenze peggiori dall'ondata di maltempo che ha attraversato il Veneto. Abbiamo avuto qualche dissesto, qualche frana che ha interessato la sede stradale a Fener, a Miane, a Cison di Valmarino, insomma prevalentemente nella zona pedemontana, ma anche qualcosa in montagna in Cadore. Poi abbiamo avuto qualche allagamento localizzato prevalentemente nella zona pedemontana, con qualche corso d'acqua che si è ingrossato rapidamente, penso per esempio al Soligo ieri, infatti Follina è stato uno dei punti dove abbiamo registrato le precipitazioni piovose maggiori. Ora inizia la conta dei danni, che dovrà necessariamente partire proprio dal monitoraggio degli argini. Ecco il papà. Gino Cecchettin esce dalla sua casa di Vigonovo poco dopo 12:30, quando il peggiore degli incubi diventa realtà. Quel corpo ritrovato in un canalone tra Piancavallo e il lago di Barcis appartiene a Giulia. Gli toccherà di lì a poco il pietoso rito del riconoscimento. È l'epilogo di una settimana fatta di angoscia e speranza, indizi e sospetti. Da 2 giorni questo lembo di Pordenonese è battuto da pompieri e forze dell'ordine, elicotteri, droni, sub. La svolta nelle indagini giovedì mattina in maniera del tutto casuale, quando la telecamera che registra il passaggio dei veicoli all'ingresso dell'area turistica di Piancavallo viene riaccesa dopo 4 giorni in cui non era operativa per manutenzione. Il software aveva tuttavia continuato a registrare i passaggi, senza però trasmetterli al sistema operativo. Alla riaccensione dunque l'alert per il transito della Fiat Grande Punto di Filippo, il tutto in una zona periferica. Filippo aveva fatto una deviazione anomala rispetto al successivo rilevamento alla diga del Vajont. Da qui i sospetti che diventano cauta certezza. Sono da poco trascorse le 10:30 quando la bara bianca coperta di rose esce dall'obitorio di via Cornaro a Padova per essere caricata sul carro funebre e raggiungere la Basilica di Santa Giustina.
È all'obitorio che con compostezza e un dolore che si può leggere nei volti, nei gesti, inizia il lungo addio della famiglia Cecchettin a Giulia. È ora di lasciarti andare, dirà poi papà Gino dal pulpito, quello che Filippo Turetta non è stato capace di fare. Possa trovare. Al suo arrivo il feretro è accolto da un applauso, un abbraccio che fa commuovere il papà di Giulia. Guardate le lacrime di Gino. Il sorriso di Giulia ci mancherà perché il suo viso ci è divenuto caro, ha detto il vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, nella sua omelia, invocando poi il Signore. Insegnaci, Signore, la pace tra generi, tra maschio e femmina, tra uomo e donna. Il feretro viene benedetto, quindi ripercorre la navata verso l'uscita. Quando la bara scende la scalinata, gli applausi della piazza, dei 10.000 della piazza, si fanno rumore e chi c'è sfila dalla tasca, dalla borsa o dallo zaino un mazzo di chiavi, tutti insieme a farle tintinnare per lunghi, emozionanti minuti. Freddata con diverse coltellate sull'uscio di casa, è morta così poco dopo l'ora di pranzo Vanessa Ballan, 26 anni, mamma di un bimbo di 4 ed incinta del secondo. Abitava in questa villetta in via Fornasette a Spineda di Riese Pio X. A trovare il corpo senza vita il marito Nicola Scapinello, 28 anni, che sotto shock assieme ad un vicino di casa ha chiamato i carabinieri. L'orrore si è consumato in pochi istanti in questo quartiere residenziale circondato dalla campagna. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e sulla base di alcune indicazioni fornite dallo stesso marito è scattata la caccia al killer. Per tutto il pomeriggio l'area è stata battuta palmo a palmo dai carabinieri con pattuglie a terra e con l'elicottero che ha sorvolato la zona. Sul corpo di Vanessa Ballan sono state riscontrate diverse coltellate, almeno 7 fendenti al torace e numerose lesioni alle mani, a conferma di come la giovane abbia provato a difendersi disperatamente dalla furia del suo assassino. È stato rintracciato mentre cercava, era rientrato a casa sua e si stava preparando verosimilmente a fuggire perché era fatto la doccia e si voleva cambiare gli abiti. È stato trovato così, dopo 11 ore di fuga, Bujan Fandai. Carabinieri in borghese si erano piazzati davanti alla sua casa di San Vito di Altivole. Qui è ritornato dopo aver vagato per tutto il giorno, tentando anche dei depistaggi, così li definisce lo stesso procuratore Martani. Il 41enne kosovaro, hanno ricostruito gli inquirenti, è arrivato in via Fornasette a Spineda in bicicletta, entrando dal retro della villetta, con sé un borsone pieno di armi improprie, 2 coltelli, un martello usato per sfondare la vetrata e introdursi nell'abitazione. Vanessa era al primo piano, se l'è trovato di fronte. Vanessa e Bujan avevano avuto una relazione iniziata nel 2022, dice Martani, poi la decisione di lei di interromperla. Il kosovaro non accetta, inizia uno stillicidio di messaggi e minacce, anche quella di diffondere materiale video intimo. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Inizio del nuovo anno con il flusso perturbato atlantico sull'Europa che potrebbe interessare marginalmente l'Italia. Vediamo il dettaglio di martedì 2 gennaio. Sul Veneto estese nebbie al mattino, cielo dunque molto nuvoloso. In serata e nella notte tra martedì e mercoledì la nostra regione potrà risentire di qualche pioggia. Proseguirà il clima piuttosto mite con temperature minime tra 3 e 5 gradi, massime tra 6 e 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà grigio e coperto. Nella seconda parte della giornata non sono esclusi dei piovaschi a carattere sparso. Temperature minime tra 3 e 7 gradi, massime sugli 8-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo anche qui molte nubi, con qualche schiarita soltanto sui settori di confine nel pomeriggio. Temperature minime intorno ai 2-3 gradi, massime sui 7-9 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.
Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.